Attenzione, prima partenza Venezia, da Venezia. Avanti Venezia per la prima partenza Venezia. Sì, allora abbiamo ricevuto una chiamata per un'uscita a fumo al Teatro La Fenice, ripeto, uscita a fumo al Teatro La Fenice, recatevi sul posto immediatamente, intanto... La notte del 29 gennaio 1996 un incendio devastante distrusse il Teatro La Fenice, uno dei simboli di Venezia, uno dei teatri più belli al mondo, protagonista da secoli, con la sua acustica straordinaria, della vita operistica e culturale italiana ed europea. Nell'arco di poche ore, di uno dei templi indiscussi della cultura musicale mondiale, capace di ospitare le prime di alcune delle opere più celebri di Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, non rimase altro che cenere. Una notte terribile, il cui ricordo è ancora vivo nella memoria di tutti i veneziani. L'unica cosa che so è che si è partiti il fuoco è partito dall'alto ed è le cause, le ragioni non so. Ecco, le persone che abitavano qui vicino sono state sfollate, dove sono state portate? In alberghi, chi ha chiesto di andare in albergo, già ieri sera abbiamo raccolto tutte a Cafarsetti e chi ne ha fatto richiesta è stato accompagnato in un albergo. Quella notte fu però anche una notte di eroismo e di grande professionalità. I canali che circondano il teatro erano infatti stati messi a secco per coadiuvare i lavori di profondo restauro ai quali era sottoposta la Fenice in quel momento. I vigili del fuoco, intervenuti una manciata di minuti dopo il primo allarme, furono così costretti ad attingere acqua anche in aree molto lontane dall'epicentro del rogo. Malgrado questo, riuscirono a salvare la città, perché, perduto il teatro, il grande rischio corso da Venezia quella notte fu di perdersi essa stessa. Con l'ingegnere Pini appena è arrivato io e lui abbiamo tentato di entrare dall'atrio della Fenice per cercare di capire cosa si stava succedendo e cosa si poteva fare. Ma appena entrati ci siamo resi conto che la situazione era già molto avanzata e purtroppo non si poteva entrare da quella parte lì e quindi dovevamo già lì trovare un'altra strategia. Inizialmente abbiamo subito cominciato a far arrivare altre squadre, ma ovviamente dalla terraferma, perché non si può, a Venezia non ne abbiamo altre, quindi con dei tempi lunghissimi
e il tempo passava e l'incendio progredeva molto velocemente. Sicuramente i materiali presenti, i tessuti, il legno antico, eccetera, eccetera, ha fatto sì che veramente in poco tempo le fiamme avevano avvolto tutto l'interno del teatro, compreso la sala, diciamo, la cavea interna, e da fuori si vedevano proprio le fiamme uscire dalle finestre. Tanto che anche andando sulle case vicine c'era la gente che dalla loro finestra con l'acqua del rubinetto buttava verso queste fiamme per bagnare, per riparare, per proteggere la propria abitazione. Ricordo tutto di quella sera, certo non si può dimenticare, quando penso a questa cosa parte un film che comincia alle 8:30 di sera e finisce alle 5 di mattina. In questo film c'è una parte che è la tensione che c'era per cercare di fare in modo che nessuno si facesse male. Nonostante siano state fatte delle operazioni veramente pericolose, nessuno quella sera si è fatto male. Siamo entrati nel teatro, abbiamo percorso le scale per salire alle sale apolline e lì abbiamo trovato veramente un fuoco terribile, un rumore assordante e abbiamo avuto subito l'impressione che ci fosse ben poco da fare. La strada che aveva preso il fuoco, la dimensione ormai che si vedeva da fuori del fuoco, le fiamme che venivano fuori dagli infissi dappertutto, ci hanno costretto a prendere una decisione che era difficilissima perché ovviamente la Fenice ha un valore enorme, ma dovevamo salvare la città. Nel momento in cui è crollato il tetto della scena c'è stato un movimento di aria calda che portava i tizzoni sopra la città e quindi la situazione è veramente complessa perché c'era il rischio che l'incendio si propagasse alla città. Come novità, diciamo, come cosa che non era mai stata usata per spegnere un incendio di un edificio, ci siamo pensati di utilizzare anche l'elicottero. È stata una cosa nuovissima. Nel momento in cui è crollato il tetto abbiamo dato disposizione affinché si alzasse l'elicottero e devo dire che l'elicottero ha fatto un lavoro straordinario. Voi provate a immaginare cosa vuol dire fare più di 100 passaggi sopra il teatro di notte, andando a prendere acqua nel bacino di San Marco e poi scaricarlo sul cratere. Cominciarono ad arrivare numerosissime telefonate. Sì, insomma, decisi di risponderne a una che mi disse e avvertì l'ansia del collega dall'altra parte, cioè il teatro sta bruciando. E allora a me era stato molto impresso e io trovo molto divertente questo fatto che nella mente si imprimano dei ricordi anche di una banalità assurda. Per cui io sopra il pigiama ho messo il cappotto e in ciabatte ho fatto per uscire, poi ho ricordato le scarpe e lì in maniera velocissima, macinando ponti, calli, questo sono arrivata nell'unico punto di accesso alla zona qui intorno, che era Santa Maria del Giglio, dove già era calcata mezza Venezia, perché la cosa è veramente molto impressionante è quanto tutti gli abitanti della città si siano sentiti partecipi di questa cosa, per cui uscivano dalle altane, dalle terrazze, sentivi i commenti. Tutti avevano un'ansia di arrivare qui davanti per poter essere in un certo senso di sostegno alla città, a questo emblema della città. E poi rimangono dei momenti particolari che sono proprio scolpiti dentro di me. A notte fonda, quando l'incendio si stava ormai contenendo, mi sono trovato sulla parte alta della Fenice con l'allora vicecomandante ingegner Barberi. Abbiamo guardato giù in questo cratere
che stava ancora bruciando, ci siamo guardati e abbiamo lì capito cos'era veramente successo. Abbiamo quasi tirato le somme, abbiamo detto è un vulcano. Abbiamo capito che la Fenice purtroppo era andata persa. Provengo da una famiglia di musicisti, quindi che hanno sempre svolto la loro attività qui in teatro, per cui per me questa non era il teatro o il luogo dove venivo a fare le prove, il luogo di lavoro, questa era la mia casa. Da piccola avevo il pompiere Gigi che mi faceva da babysitter, per cui era un ambiente per me molto, molto caro, molto, molto sentito. Per cui per me era come se veramente stessi bruciando la casa. E poi non avevo la sensazione che fosse un edificio, ma ho sempre avuto la sensazione che fosse una persona che mi chiedesse aiuto. Avevo proprio la sensazione che questo fosse una vecchia signora che chiedesse aiuto e la partecipazione di tutti. Questo fu quanto accadde quella notte, ma già dal mattino successivo furono molte le voci che si levarono per dare alla Fenice lo stesso destino del campanile di San Marco, crollato nel 1902 e ricostruito a furor di popolo dov'era e com'era, anche a seguito di numerose donazioni. Dov'era e com'era divenne un imperativo anche per la Fenice. Nome emblematico per un teatro che la storia aveva già costretto una volta a bruciare e risorgere dalle sue stesse ceneri quando il 13 dicembre 1836 le fiamme avevano divorato la scena e la sala. Allora, in tempi in qualche modo più facili, la ricostruzione era stata rapida. In questo caso fu più travagliata ma decisamente efficace, perché oggi la Fenice è un teatro tecnologicamente avanzatissimo, eppure ricostruito minuziosamente, fino all'ultimo dei suoi particolari, dagli artigiani veneziani. La Holtzmann Romagnoli, che era subentrata all'Impregilo per vicende giudiziarie tipiche dell'amministrazione, della gestione degli appalti in Italia, non riusciva incredibilmente a far partire l'appalto, nel senso che e anzi creava ostacoli, nel senso che chiedeva un aumento di prezzo ancora prima di cominciare. La situazione quindi era particolarmente complicata. A quel punto l'idea era di intervenire drasticamente. Il drasticamente significava rendersi conto che quell'impresa non sarebbe andata da nessuna parte. Per farlo, e questo è il passaggio più delicato, occorreva liberarsene senza che questo atto liberatorio producesse una interruzione nei lavori. Qui si sta il genio, come dire, avventuroso del mio amico Marco Corsini. Decidiamo di risolvere in danno, adesso non vado in dettaglio, di intervenire con la forza pubblica per occupare il cantiere in modo tale che nessuno potesse mettersi in difficoltà, e con queste due mosse diciamo ci liberiamo, tra virgolette, della Holtzmann Romagnoli, che naturalmente prende subito le vie legali. Faccio presente che tutta l'operazione di ricostruzione a me affidata comporterà 14 volte di chiamate in giudizio con cause penali, civili, amministrative e contabili. Tutte vinte, tutte risolte bene, ma che mostra come diciamo fosse difficile andare avanti con la situazione. Comunque si riparte e lì nasce il miracolo. Il miracolo sta nel fatto che in quel momento, ripartita con entusiasmo l'attività di ricostruzione, tutti lavorano come mai si è visto. In fondo è come si direbbe oggi, un modello Genova ante litteram. Così come a Genova, come Genova durante tutta l'operazione per il ponte di Genova, come a Venezia, è che nel momento in cui tutti sono veramente d'accordo e tutti sono spasmodicamente convinti che occorra far presto e che occorra far bene, nessuno si mette di traverso. Tutti si sentivano parte di una grande
di una grande sfida, perché di sfida si trattava, 200 e rotti giorni di lavoro fittissimo. Il teatro è un luogo laico, quindi raccoglie tutti, si individua veramente la città, è un po' come il comune di una città, il palazzo di città è uguale al teatro in qualche modo, sono luoghi in cui le città si riconoscono e danno dei valori, trasmettono sia per chi ci lavora che per la città il riferimento. Per cui è sempre stata una grandissima emozione, è un grande senso di responsabilità. L'operazione si mette in moto anche perché avevamo rotto i ponti noi, dietro di noi, perché il giorno che il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, era venuto a inaugurare il Malibran, che in quel momento quantomeno tappava una parte del buco fenice, io mi ero azzardato di dire: signor Presidente, ritorni fra 2 anni, avrà la Fenice ricostruita, non avendolo chiesto a nessuno, nemmeno a Marco Corsini, per cui appena andato via Presidente i miei mi hanno guardato e mi hanno detto: ma tu sei matto. Tutti collaborano, si scatena la collaborazione di artigiani di tutta Italia, di tutta Europa, tutti lavorano al meglio e si arriva così finalmente a chiudere la parte fisica. Poi c'è il problema dell'acustica, che è un problema che assillava tutti, perché il problema era sì, il più bel teatro d'Italia, il teatro cui si suonava benissimo, ma capirai che disastro se, avendolo costruito questa volta con materiali diversi da quelli che erano andati perduti, non avessimo avuto lo stesso risultato. E io ricordo il momento in cui il maestro Muti aveva riunito l'orchestra per le prime prove dei concerti inaugurali, e nel momento in cui comincia a suonare, dopo qualche minuto Muti si volta, alza il pollice, e da quel momento io mi sono sentito liberato di ogni preoccupazione. In quei giorni, proprio di fronte al successo del concerto, la RAI ci propone di fare il concerto di Capodanno. Il concerto di Capodanno nasce in quei giorni, infatti qualche giorno dopo, il 14 dicembre si inaugura la Fenice, il 1° di gennaio si farà il concerto di Capodanno che ancora continua, che in quel momento fa 6 milioni, fa una grande share per 6 milioni di ascoltatori, e quindi fa una grande share per la RAI, tanto che la convince a mantenerlo nonostante i melomani continuassero a dire che bisognava mantenere in prima visione il concerto di Vienna tradizionale, non questo. Dov'era, com'era? Erano queste le parole che risuonavano in città già il giorno dopo di quella tragica serata del 29 gennaio del 96, quando le fiamme distrussero la Fenice. In poche ore Venezia perse uno dei gioielli più belli, un teatro dall'acustica straordinaria e protagonista da sempre della vita operistica, musicale e culturale della città. Ma anche un luogo importante per il paese e per l'Europa intera. Quello slogan, dov'era, com'era, mi colpì molto. I nostri antenati all'inizio del Novecento coniarono quello slogan come un appello alla ricostruzione del campanile di San Marco. Noi veneziani non potevamo e non dovevamo essere da meno per chi aveva dimostrato così tanto amore per la propria città e per le sue tradizioni. Un pezzo della nostra storia, un giacimento di cultura, arte e bellezza, in una notte era andato perduto. Nei giorni successivi convocai i vertici delle mie aziende. Non nascondo che ho pianto quella notte. Non eravamo così strutturati come adesso. Stavamo ancora crescendo, ma dovevamo fare qualcosa per sostenere il teatro. In quel momento serviva un sostegno maggiore. Il governo in quegli anni aveva appena consentito di realizzare una fondazione. Insieme ad altri privati e ad altre istituzioni entrammo tra i soci fondatori del Teatro La Fenice. Lo dovevamo alla città, lo dovevamo alla nostra storia. Io e tanti imprenditori capimmo che quello era il momento di metterci in gioco. Le aziende del nostro territorio respirano qui, nascono e crescono. Ne condividono gli umori, la cultura e il tessuto sociale. Aiutare la Fenice
È stato un gesto per tanti di noi che nasceva dal cuore, a testimoniare la grande riconoscenza per la nostra città. Per 6 anni, quei muri spogli e anneriti dal fumo dell'incendio erano diventati il palcoscenico di un grande cantiere. Il suono degli strumenti musicali aveva lasciato la scena a quello degli attrezzi degli operai. Il lavoro. Fu proprio un lavoro di squadra e a quelle maestranze di artigiani, artisti, scalpellini, falegnami, elettricisti, pittori, decoratori, muratori e tantissimi altri va ancora oggi un sincero grazie per aver fatto risorgere dalle proprie ceneri il nostro teatro. Un grazie dal sindaco oggi in carica della città. Per 6 anni il Palafenice, me lo ricordo bene, divenne il luogo della nostra resilienza. Lì sapevamo che la musica e l'arte continuavano a vivere. Quella fu anche l'occasione per avvicinare un nuovo pubblico. Mi ricordo quando mi mettevano sotto il palco alto 2 metri, con un caldo il pomeriggio. Lì iniziò quel conto alla rovescia, al termine del quale saremmo potuti rientrare nel nostro teatro. E così fu. La grande attesa finì la sera del 14 dicembre 2003. Ricordo quel giorno come se fosse ieri. Lo sgomento della notte dell'incendio aveva lasciato spazio alla gioia di poter rimettere piede alla Fenice. In quel momento sapevamo di aver sostenuto la nostra città. Potevamo dirci orgogliosi di essere veneziani, non con le parole, ma coi fatti. Io ho vissuto questa storia proprio dall'origine, da quando abbiamo cominciato i primi passi per capire se si poteva ricostruire com'era e dov'era. Abbiamo sempre cercato di mantenere in piedi quello che si era salvato per arrivare finalmente, con l'ultimo appalto, perché ce ne sono stati 3, a dare finalmente il via a quella che è stata la ricostruzione. E da quel momento è come il ciak, si parte di corsa per arrivare cercando di mantenere l'obiettivo, che era alla fine lavori, perché come sappiamo bene i tempi diventano contrattuali e diventano impegni anche, diciamo, politici, con inviti del Presidente della Repubblica che era già invitato all'inaugurazione, quindi era la corsa quasi contro il tempo, perché questo era un cantiere difficilissimo, una città così piccola con un cantiere così importante senza spazio di cantiere, non c'erano spazi fuori dove piantare un cantiere e quindi il lavoro doveva essere fatto molto dislocato nella città e poi era difficile riuscire a lavorare tutti contemporaneamente. C'era un'organizzazione e un programma molto fitto, cose che dovevano essere realizzate fuori opera, tutto il sistema decorativo, la maggior parte del sistema decorativo, in particolare della sala teatrale che è il cuore del com'era e dov'era, tutto questo veniva realizzato fuori opera e quindi fuori opera voleva dire controlli a distanza e tentare di capire come poi venivano riportati in teatro tutti gli apparati realizzati fuori. La Fenice è stata ricostruita con dei modelli in scala 1:1 per poter applicare i campioni delle decorazioni che poi venivano realizzate qui. A Venezia, qui alla Fenice, hanno lavorato i migliori artigiani, le migliori maestranze e mi piace ricordare uno dei grandi maestri dello stucco veneziano, Fogliata, che qui ha lasciato il suo segno e la sua impronta. Lui ha reinterpretato tutte quelle che sono le decorazioni di quelle che si chiamano le candeliere di questa sala e sono queste decorazioni su fondo verde modellate in opera. Modellate in opera vuol dire che tutto ciò che l'incendio aveva portato via era caduto, ma ovviamente erano rimaste le impronte di queste decorazioni e dalle impronte il maestro artigiano ha ricostruito tutto il modellato, avendo qualche traccia a rilievo che gli consentiva di comprendere come doveva essere modellato. Ed è stata un'esperienza straordinaria di interpretazione delle tracce. Fogliata leggeva l'andamento dell'uccello dalla singola impronta, scriveva qualcuno dall'impronta del becco o dal segno della zampa posso individuare il falco piuttosto che il pappagallo. Su questa candeliera in alto c'è un pappagallo insieme ad un altro uccello. Sono
tutte candeliere che in sommità hanno delle coppe con degli uccelli accoppiati che giocano con l'acqua. E questo è un bel ricordo, perché è uno dei tanti valori che la Fenice conserva e raccoglie. Custodisce il saper fare. Il saper fare è stata una delle grandi attenzioni della ricostruzione. La ricostruzione filologica è stato detto, ma filologica vuol dire anche ricostruire il come veniva fatto. Ci sono descrizioni del Vasari che dicono esattamente come era fatta la stuccatura, la doratura, il modellato in gesso, e quelle sono le tecniche che qui sono state usate. Quello che posso dire è una testimonianza di un rappresentante dello Stato che ha vissuto, all'epoca io stavo al Quirinale, ha vissuto dal Quirinale quella vicenda, quella tragedia. 25 anni fa si è celebrata qui a Venezia l'epopea dei Vigili del Fuoco, di questo corpo che è riuscito con la sua opera, con il suo sacrificio, a evitare che ci fossero delle vittime in quel rogo e ad evitare danni ingenti al patrimonio artistico di Venezia, alle abitazioni circostanti al teatro. Abbiamo assistito anche ad una ricostruzione che è stata una ricostruzione veloce e fedele all'originale, perché noi adesso abbiamo un teatro che è esattamente uguale a quello che c'era prima. Questo testimonia il sacrificio, la cura e l'attenzione che è stata messa dalle amministrazioni comunali dell'epoca. Si sono succedute 2 amministrazioni comunali, sindaco Cacciari e sindaco Costa, e quindi una ricostruzione che è avvenuta in maniera mirabile. Questo per il contributo che tutte le istituzioni dello Stato e dell'ente locale e della Regione hanno avuto in questa opera di ricostruzione. Nessuno si è risparmiato, tutti hanno dato il meglio. A significare che questa città ha delle risorse e una potenzialità che è straordinaria. Lo ha dimostrato 25 anni fa quando si è trattato di ricostruire la Fenice, lo ha dimostrato ancora una volta recentemente quando c'è stata l'Acqua Granda del novembre dell'anno scorso, e continuerà a dimostrarlo anche in una situazione difficile come quella che stiamo sopportando tutti quanti ormai da un anno. Immagino che la mattina del 30 gennaio di 25 anni fa i cittadini di Venezia si siano svegliati con la consapevolezza di una maggiore fragilità della loro città, ma hanno reagito rapidamente, come io farei un parallelo come hanno reagito rapidamente in occasione dell'Acqua Granda di 24 anni dopo, quando con una notevole rapidità si è assunta la decisione di completare le opere del Mose. Ecco, allo stesso modo all'epoca c'è stata una pronta reazione, sia sotto il profilo di decidere nel giro di poche ore che la Fenice sarebbe dovuta rinascere com'era e dov'era, sia anche con la consapevolezza appunto che bisognava migliorare sotto il profilo della sicurezza la realizzazione della nuova fabbrica, ma anche tutto il contesto della fragilissima e delicatissima e preziosissima città di Venezia. Ma un teatro non si può fermare e fu così che fino al dicembre del 2003, momento dell'inaugurazione della rinnovata Fenice, ogni attività si spostò sull'isola del Tronchetto, alle porte di Venezia, sotto una tensostruttura che segnò un periodo storico per la città e che fu battezzata Pala Fenice. Avevamo già un'altra casa
che all'inizio guardavamo con molto sospetto, ma poi alla fine ci si è anche affezionati, perché sono passati degli anni, perché poi si conoscevano le persone intorno, anche perché poi si è, come dire, anche scoperta una parte di Venezia che non era di conoscenza di tutti, no? Per cui era anche molto bello questo fatto che al Pala Fenice, per esempio, il pubblico fosse composto anche delle persone che stavano nell'entroterra, che arrivavano con la macchina, che ci mettevano molto meno di me, che dovevo andare fino a 6 Frari, per dire. E quindi c'è stato un pubblico nuovo. Poi le condizioni non erano ottimali per le esecuzioni, perché se pioveva bisognava interrompere, perché sembrava che ti cascasse il tetto in testa, così, però era anche quella una casa. Gli spifferi, passava un aeroplano, cioè dovevi fermarti, però anche quello era un modo di stare assieme ancora. E la musica, anche lì abbiamo fatto delle rappresentazioni bellissime. Nello stesso tempo, le indagini e il processo che ne seguì stabilirono amaramente come la Fenice fu perduta per una manciata di denaro, bruciata da 2 elettricisti che vi lavoravano in appalto con la simulazione di un incidente e la cui portata sfuggì loro di mano, che gli avrebbe permesso di evitare di pagare una sanzione dovuta per un ritardo sui lavori. Un teatro secolare mandato in cenere per quelle che oggi sarebbero poche migliaia di euro. Un evento che suscitò un grande dibattito sui temi della sicurezza e della prevenzione degli incendi in una città come Venezia, che, sebbene adagiata sul mare, non è evidentemente indenne dal fuoco. Che cosa ci ha insegnato l'incendio della Fenice? La prima cosa che ci ha insegnato è che nella tutela dei beni culturali e segnatamente degli edifici che hanno molto legno si può spingere la prevenzione in maniera molto elevata, costruendo e realizzando impianti antincendi anche nelle intercapedini più remote, costruendo un sistema di gestione della sicurezza moderno che faccia monitorare tutti gli eventi che avvengono all'interno del teatro o dell'edificio e costruendo anche degli impianti di spegnimento automatico che aiutano a tenere piccoli gli incendi grandi. Ma un'altra cosa a Venezia ci ha insegnato quell'incendio. Ci ha insegnato che pur essendo Venezia una città che galleggia sull'acqua, mancava di una rete idrica antincendi. Quella sera, in quei pochi momenti in cui sono riuscito a parlare con il sindaco Cacciari, che è stato tutta la notte in campo San Fantin ad assistere alle operazioni, in un'occasione in cui sono sceso nel campo perché dovevo dire qualche cosa a qualcuno, non ricordo chi, dissi al sindaco: questa volta si parte con la rete idrica antincendio, e devo dire che lui si è poi impegnato affinché questa rete fosse realizzata. Forse non tutti sanno che Venezia è l'unica città al mondo che dispone di una rete idrica antincendio dedicata soltanto all'antincendio, con una alta pressione, con una distribuzione di idranti tale per cui credo che adesso copra tutta la città. Ritengo che quando i vigili del fuoco sono costretti ad utilizzare l'acqua, qualcosa a monte non abbia funzionato. Ed è tutto quello che noi chiamiamo la prevenzione. La cultura della sicurezza è un aspetto che non deve essere mai tralasciato, vuoi che riguardi gli spettatori all'interno di un teatro, oppure i lavoratori all'interno della fabbrica, oppure anche gli studenti all'interno di una scuola. L'evento di Venezia 25 anni fa è una linea di demarcazione tra un prima e un dopo estremamente importante. Ha dato lì prova il Corpo Nazionale dell'altissima professionalità, della capacità di intervenire in sede di emergenza ad altissimo livello, come peraltro ci riconosce tutto il mondo. Ma in realtà il vero salto di qualità è stato quello di dover intraprendere da allora in poi un percorso strabico che guardasse sicuramente a potenziare la capacità di intervento in sede di emergenza, ma puntare sulla prevenzione. E lo dobbiamo fare appunto con tutti gli attori, con tutti gli enti, con tutte le amministrazioni che sono coinvolte. Io voglio richiamare a questo riguardo anche il protocollo d'intesa che il Ministero dell'Interno ha stipulato con il Ministero dei Beni Culturali, un punto non di arrivo ma un percorso che si è aperto e che stiamo costruendo insieme proprio per lavorare in questa direzione. Immaginare di accelerare su un percorso di prevenzione significa giocare d'anticipo e impedire eventi o perlomeno riuscire a limitare quelli che sono i danni. Questa deve essere la vera strategia del 2021 e degli anni a venire.
immensa gioia che a nome di tutti i veneziani, degli abitanti di questa città unica sospesa tra terra ed acqua, vi do il benvenuto a questa serata eccezionale. Signor Presidente, il Gran Teatro La Fenice è restituito all'Italia e al mondo. Il ritorno è stata un'esperienza all'inizio forse anche un po' traumatica, presi tutti quanti dall'euforia di questa cosa nuova, che al momento avverti come una cosa nuova, per cui sai, il teatro non è fatto delle poltrone, è fatto di odori, è fatto di sudore, è fatto di polvere, e tutto questo non c'era. I colori erano sgargianti, adesso meno male dopo un po' di anni si è tutto un po' attenuato, no? Per cui sta prendendo una connotazione di un altro, di un teatro con alle spalle un periodo di assestamento. E poi suonare qui dentro è sempre stato magnifico, perché sembrava di essere tornati nel teatro. Dal giorno dell'incendio a oggi sono molti i significati che l'esperienza della Fenice, della sua distruzione, della sua ricostruzione sembrano suggerire. Su tutti, e in un momento particolarmente complesso come quello della pandemia, vale forse ricordare come Venezia abbia attraversato e superato diverse decine di volte nel corso della storia eventi simili. E il suo teatro più bello sta lì a dimostrare che ogni nuova rinascita è possibile, se lo si vuole. Il Gran Teatro La Fenice. La Fenice è quella creatura mitologica, l'uccello che consumato dal fuoco, dalle sue stesse ceneri poi risorge. E quello di risorgere è stata proprio l'attitudine naturale anche di questo teatro che porta il suo nome attraverso i secoli. E quindi abbiamo avuto diverse volte, siamo risorti da un incendio, è successo anche nell'Ottocento, e abbiamo avuto l'Acqua Alta, l'Acqua Granda alla fine, poco più di un anno fa, alla fine del 2019, e questa sera siamo qui a ricordare quell'incendio del 96, esattamente di 25 anni fa, come a quest'ora. Un grande risultato del pensiero e del desiderio dell'uomo che ci ha restituito un'opera d'arte per l'arte. Questa è già un'opera d'arte di suo, il teatro, che serve per dare all'umanità l'arte del melodramma e della musica. In questo, a questa è quasi una condanna quella di essere la Fenice,
rinunceremmo volentieri ad essere il mito, ma invece c'è stata, dopo l'incendio, c'è stata questa meravigliosa ricostruzione, veramente un capolavoro di artigianato, un capolavoro di arte e insieme un capolavoro di organizzazione del lavoro di tante centinaia di persone che sono state qui in quei 7 anni fra l'incendio e il dicembre del 2003, quando il teatro ha riaperto. Ora siamo qui in una Fenice diversa da quella che avete sempre visto, perché questa sera vedrete il complesso bandistico suonare in una platea completamente svuotata delle poltrone, e qui vedete questa scenografia, vogliamo chiamarla, questa installazione che abbiamo fatto e che ci ha accompagnato e che ci accompagnerà attraverso questo lungo oramai transito, che speriamo termini il prima possibile, quello di dover fare la musica senza il pubblico e di poter tornare a suonare dal vivo, ma quello che vedete qui è l'arca. Questo non è il risultato non è il relitto di un naufragio, ma è l'arca che la Fenice si sta costruendo per navigare sicura verso un mondo nuovo. E non sappiamo che cosa succederà, come sarà il mondo dopo la pandemia, ma a quel mondo, con la nostra arca, speriamo di arrivare il prima possibile. Oggi siamo noi che abbiamo il dovere e la grande responsabilità di custodire questo teatro, culla della lirica, del canto, del balletto e della nostra storia. L'impegno costante per garantire che tutto funzioni bene, che la Fenice sia al sicuro. Anche subito dopo i danni dell'Acqua Granda, nel novembre 2019, sono intervenuto finanziariamente in qualità di commissario straordinario per l'emergenza per sistemare l'intero impianto scenografico e ripristinare i quadri elettrici e l'impianto antincendio. Importanti finanziamenti che sono andati ad aggiungersi agli altri contributi che il Comune ha erogato in questi anni per interventi che hanno assicurato al teatro una costante manutenzione ordinaria e straordinaria. La Fenice è, assieme a tantissimi altri edifici, un monumento che il mondo intero ci invidia. È uno stato d'animo, un'emozione che esce dalle mura e pervade tutto il territorio metropolitano. Ecco perché oggi il nostro omaggio all'edificio ricostruito deve essere un ringraziamento all'anima del teatro, quella parte dell'anima che in questo periodo triste e buio di pandemia nessuno riuscirà a cancellare, nessuno riuscirà a spegnere. La forza della musica arriverà a casa di tutti voi che partecipate a questa serata celebrativa. Appena si potrà, riporteremo la Fenice nelle scuole, come abbiamo fatto negli ultimi anni, perché i bambini e i ragazzi, soprattutto loro, possono avvicinarsi al teatro e rimanere affascinati dai nostri artisti, prima di tutto, ma anche dagli strumenti, dalla musica, dal canto. Venezia oggi celebra la Fenice. Venezia oggi dice grazie ai tanti che l'hanno salvata e ricostruita, ai tanti. Venezia oggi dimostra al mondo di essere resiliente. Con la sua musica invita il mondo intero a non rassegnarsi e a lottare. Il Teatro La Fenice è il simbolo di una solida identità territoriale, di una splendida città unica al mondo, quale Venezia, che ha accolto nel corso dei secoli visitatori, cittadini che venivano da tutte le parti del mondo per godere delle meraviglie di questa città. Il fuoco ha distrutto per ben 2 volte il Teatro La Fenice e noi ricordiamo le immagini che nel corso, durante l'incendio, venivano divulgate in tutti i continenti, e l'opera senza tregua dei Vigili del Fuoco che hanno cercato di impedire in tutti i modi che le fiamme si propagassero anche negli altri edifici del Sestiere San Marco. La caparbia determinazione dei veneziani, dei veneti
e insieme a un consistente impegno finanziario dello Stato hanno consentito il miracolo di una ricostruzione in tempi brevi e hanno consentito che la Fenice potesse essere restituita non soltanto ai veneziani ma al mondo intero. Quando è stata inaugurata nel 2003 alla presenza del Capo dello Stato, Ciampi, con un'opera che nulla è stata lasciata al caso. La consacrazione della casa di Beethoven è stata un momento davvero intenso di partecipazione di tutti. E questo vuol dire che io lo dico da veneziana acquisita, avendo io avuto l'onore di vivere a Venezia per qualche anno e devo ringraziare questa città per avermi dato tanto in termini di emozioni, in termini di professionalità, perché io ho conosciuto davvero una città dove le istituzioni collaborano insieme, quindi lavorano insieme, e questo ha reso anche più facile il mio lavoro. Allora oggi, che dire, oggi a distanza di 25 anni, il 29 saranno 25 anni, la nostra speranza è che tutti i teatri e la Fenice quindi possa riaprire al pubblico, possano sedersi e soprattutto si possa alzare il sipario anche sulla nostra vita.